Come annunciato alcuni mesi fa dal dirigente sindacale del Friuli Venezia Giulia dell'UGL Polizia di Stato, Raffaele Padrone, il 4 agosto prossimo 500 allievi della Polizia di Stato termineranno il periodo di attività didattiche nei relativi istituti di istruzione con l'assegnazione finale dei posti. Agli istituti di istruzione verranno comunicati i nomi delle province disponibili per l'assegnazione finale, dando agli allievi la possibilità di indicare tra esse le loro preferenze compatibilmente con le sedi messe a disposizione dal Dipartimento. Padrone segnala che anche questa volta la provincia di Pordenone non è presente nell'elenco, così come le altre province del Friuli. Una vergogna, un'ennesima presa in giro per tutto il personale della questura cittadina, tuona Padrone. Una questura oramai al collasso che nei prossimi mesi avrà ulteriori defezioni di personale in quanto una decina di colleghi lasceranno il servizio per raggiunti limiti di età. Una questura, quella di Pordenone, che fa salire l'asticella dell'età media degli operatori a 49 anni, ricorda Padrone.